Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Scusate, qua si vede il cavo del telefono che si sta ricaricando. Vabbè, scusate se il video arriva in ritardo, ma sto tornando soltanto adesso a casa. Video post partita di Atalanta Cagliari. che trambata, porca troia. Allora, non parlerò della partita perché non l'ho vista tutta e soprattutto non l'ho vista bene, quindi non me la sento di sparare sentenze così a caso su quella che è stata la prestazione del Cagliari perché non posso proprio materialmente farlo, ecco. Però posso dire che questa partita un po' io l'avevo già pronosticata che andasse così. L'Atalanta l'avevo vista contro la Lazio e bestiale, è una squadra fenomenale. Oggi ci hanno dato veramente una lezione di calcio. Per esempio il terzo gol per me è spettacolare perché nonostante sia praticamente il gol della merda con il passaggio, se non mi sbaglio, di Gosens a Pasalic, è un gol di merda per come è stato segnato. Però i movimenti, a me è quello che mi sorprende dell'Atalanta, i movimenti, anche per esempio la velocità con cui corrono i giocatori, è tutto perfettamente studiato al millesimo di secondo. E per quanto io abbia perso 5-2 e per quanto ovviamente siamo una squadra in pieno rodaggio, c'è solo che da applaudire per quella che è l'Atalanta e per la partita che ha fatto e per le partite che sta facendo, perché sinceramente io avrei pregato e firmato col sangue anche solo per un pareggio, ovviamente. Immaginavo sarebbe andata a finire in una goleata, perché l'Atalanta è così, tra l'altro 5 marcature di 5 persone diverse, cioè anche con la Lazio se non mi sbaglio 4 gol, 4 giocatori diversi a fa gol, cioè una cosa veramente bestiale. L'Atalanta è fenomenale, io non riesco a capire come fanno a livello atletico a reggere 90 minuti così, ma hanno un'intensità, cioè è un qualcosa di veramente schifoso per quanto sono bravi, veramente. C'è da fare, secondo me, un applauso all'Atalanta. Il Cagliari, secondo me, più di questo non poteva fare perché andare a giocare contro l'Atalanta alla terza giornata, quando tu c'hai una squadra ancora da rodà e contro appunto una squadra come loro, puoi fare veramente ben poco. Contento del primo gol di Godin che tra l'altro nemmeno ho visto. Contento che si sia anche sbloccato João Pedro. Maglia orribile, ma terza maglia veramente orribile. Però vabbè, lasciamo perdere, a me non mi piace. E che altro vi posso dire? Cioè, questo video è praticamente un elogio a quella che è stata la partita dell'Atalanta, ma perché se lo meritano, se lo meritano decisamente. E adesso bisogna pensare al Torino tra 2 settimane. Bisogna sperare, incrociamo le dita, che arrivi questo fatidico numero 4 e bisogna sperare che con tutti i pezzi messi insieme contro il Torino vedremo una squadra totalmente rinnovata, una squadra che potrà veramente puntare a obiettivi seri che non siano la salvezza o che non sia adagiarsi sugli allori dopo aver raggiunto i 40 punti, perché dopo praticamente 20 anni che facciamo dei campionati così, anche basta per una volta, eh? Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo nel prossimo video. Bella!